Ciao amici Sicilia Aspettata, come state? Spero tutto bene, benvenuti o bentornati sul canale, pronti per questa nuova uscita con i followers. Solo i più temerari, visto che il meteo fino a poco fa era bello incerto e bello piovoso, ma noi siamo attrezzati, come dice, ecco, siamo attrezzatissimi, stiamo andando a fare una bella tendata sulla montagna, ma vi sveleremo dopo dove andremo, ci sarà pure un rifugio, pure un bel bordello di aspirapolvere. Tutto pronto, noi ci vediamo all'arrivo, tante cose belle, a dopo! Siamo quasi giunti a destinazione, minchia, tra l'altro è la prima volta di Sicilia Inaspettata passeggero nelle uscite con i follower, mai capitata questa cosa. Che onore! Stiamo salendo su per la montagna, paesaggi al solito bellissimi della Sicilia. Ci vediamo al cancello, perché ci sarà un cancello che ovviamente sarà chiuso e noi riusciremo a passarlo. Le pecore! Bello. Beh, amici, siamo giunti alla destinazione, la prima destinazione, che è questo cancello qui, ovviamente chiuso, quindi non si può passare con le macchine. Non resta che scaricare tutto il nostro bagagliaio pieno di zaino e chili di roba, perché dobbiamo salire, non so fino a dove, ma dobbiamo salire insomma da qui. Gli altri stanno per arrivare, se ce la fanno, e sono bloccati un attimino qui nella salita. Dobbiamo parcheggiare le macchine, scendere tutto e ci vediamo nel sentiero. E cominciamo questo bel trekking odierno insieme ai followers. Oggi direzione Rifugio Marzuso Signora. Siamo sulle montagne sopra Pioppo, praticamente sopra Giacalone. Dovrebbe essere un rifugio abbastanza bello e abbastanza pure fornito di servizi essenziali. Quindi sperando che sia aperto, anche perché il tempo, come potete vedere, insomma, non è dei migliori. Lì in fondo c'è una bella nuvola con l'acquazzone che sta per arrivare, ma noi speriamo di arrivare in tempo al rifugio e non bagnarci tutti. Ce la faremo? Sicuramente. Ci bagneremo? Sicuramente. Che mi sa che per me non l'ha ucciso. Penso che sia la Ciao femmina. amico di Sicilia Inaspettata. Non avevo mai visto uno sterperere con una palla di merda. Siamo ancora in cammino, circa, forse a metà. 8 siamo circa a metà. 1,6 miglia. 1,6 miglia, perché noi siamo ormai international, le distanze le misuriamo in miglia. Sì, 1,6 miglia. Insomma, però devo dire, il percorso molto agevole, bello fresco, niente di particolare. Siamo ancora tutti vivi, neanche sudati. Pecardella è contento, per la prima volta il trekking contento di Pecardella, asciutto, bellissimo. E niente, speriamo di arrivare al rifugio il prima possibile. Quasi giunti a destinazione, dovrebbe essere da quelle parti lì il rifugio. Tra poco dovremmo arrivare. Gli altri stanno arrivando. Paesaggio bellissimo. E pausa caffè. E attenzione amici, Sicilia Inaspettata, siamo arrivati Al rifugio inaspettato. al rifugio che ci farà da giaciglio per questa notte. Lì c'è il bagno, guarda che bello il bagno. Ma dobbiamo andare a cagare subito lì. E questo è il rifugio Marzuso Signora, che ci ospiterà, sperando che sia accessibile e aperto. Emanuele in qualche modo Emanuele l'ha già aperto. E benvenuti nel nostro giaciglio. Che meraviglia, raga, ma che bello. C'è il camino, il forno a legna, il lavabo. un'ora e 20 di cui Niente, bellissimo ragazzi. Ora sistemiamo tutto e ci accampiamo per bene da qualche parte. Bellissimo, super posto, super cool. C'è anche il tavolino per il barbecue fuori e montaggio tende quasi effettuato. Tende che ovviamente serviranno solo per dormire. Buon Pecardella ancora, il telone termico che c'ha quel cardella. Qua abbiamo la tenda più tecnologica di tutti, con camino, cucina a gas e patio esterno per il barbecue.
Abbiamo tutti i tipi di tenda, tutti i tipi di alloggio per questa notte. Sembriamo un happy glamping quasi. La vista è questa, in mezzo al bosco, la tranquillità, la pace. E poi andremo ovviamente dentro il nostro bel rifugietto. Mi sa che è il momento di andarsi a mettere la felpa, perché c'è un po' di fresco. Abbiamo una tenda futuristica del buon Cardella qui che descrivila, Peppe. È un igloo squagliato, però questa significa lo stato della vita dell'uomo. È un continuo salire e scendere, non sempre va bene, ma qualche volta va moscio. Andiamo a vedere qui cosa c'è. Il nostro buon dottore che col suo arnese speciale. Guardatelo come taglia la legna in maniera professionale. Cioè, perché mi sa che non è fatto per questa legna questo coltellino. E poi andiamo all'interno. Ciao amici. Dove abbiamo il nostro cuoco. Pizzaiolo. Attenzione, super sorpresa incredibile, raga. Ma dove li trovo dei followers più... Senti, ma io sono l'original. In effetti tu sei l'original. Però diciamo che ci siamo evoluti in maniera buona. Prepariamo l'antipasto e ma raga, ma dove li trovo dei followers meglio di così? La meraviglia, raga. La meraviglia. La salama. Ragazzi, a questa uscita di Sicilia Aspettata con l'organizzazione più incredibile finora, con la cooperazione più, e nel rifugio più bello di sempre. Ci sono perché alla salute. Alla salute. Alla Sicilia. Le cose belle. Ragazzi, dopo un piccolo aperitivo andiamo a vedere le luci che illuminano al tramonto le montagne attorno. Raga, ma che bellezza! La bellezza di scoprire posti totalmente inaspettati e con paesaggi incredibili. A few moments later. Siamo pronti? Abbiamo acceso il fuoco con la pietra focaia? Non l'abbiamo acceso con la pietra focaia. Possiamo raccontare, diciamo, la scena. Cosa possiamo raccontare ai nostri follower di Sicilia Aspettata? Che non sappiamo accendere il fuoco. No, ora lo accendiamo, tranquilli, guardate. Dottore, mi dica, queste pizze da quanto le facciamo? Ne ha fatte mai le pizze? Pizza inaspettata. Ma anche questa è l'avventura. Allora, bagnatevi la mano di olio o di acqua. Attenzione, maestro, ci illustri. Che spettacolo. Qualcuno su YouTube romperà i coglioni dicendo non Ma si a può noi non così. ce ne frega niente, va benissimo. Siamo pizzaioli. Sì. Marinella, tutte storte sono. Dai, noi disegniamo. Certo, diciamo che tra pallina e forma deforme un po' di differenza c'è. Opening night. E quest'area un po' natalizia. 100 giorni. E continua il Natale qui in casa Cupiello. Ma sono solo queste due. Pizzette quasi pronte, siamo alla salsiccia, stiamo preparando i condimenti, c'è un delirio di mangiare. No, questa è un'altra cosa. Questa è un'altra cosa. È surprise. È surprise, la cooking. La giriamo. Guardate il movimento allargatorio. Un spettacolo dei spettacoli. La prima pizzetta. La prima quella è pizzetta la di farina Sicilia bruciata. inaspettata. Mettere l'olio. Incredibile, raga. Sta smaniando per provarlo. No, anche che lo sto mangiando con la pizza da un'ora. Com'è? Buonissimo. Momento chill Bellissimo. di Sicilia inaspettata. Il dottore si è ferito in questa spedizione. Sicilia inaspettata dei suoi feriti. E siamo tutti qui, i 6 avventurieri più avventurosi che hanno creduto nel meteo, soprattutto davanti al fuoco. Ci stiamo riscaldando. Cardella stasera compagno di nozze intendo.
quasi tutto pronto per andare a Nanna, perché domani andremo a vedere l'alba. Questa sera ospitiamo il buon Pecardella che ha avuto problemi. Senza tenda, Il terremoto ha colpito la sua tenda, purtroppo è impraticabile. Qui ci abbiamo i nostri vicini di casa. Davanti il nulla, non si vede niente. L'importante è che non ci sono i cinghiali, bravo Pecardella. E insomma, ci vediamo domani all'alba. E 58 c'è l'alba, quindi 6:20, 6:25. Abbastanza buono. Dai. Ci vediamo domani all'alba. Ciao. Amici di Sicilia Aspettata, buongiorno. Sono le 7 meno un quarto del mattino. Vado a cercare un punto dove vedere l'alba, o almeno perché si può vedere. Vediamo cosa troviamo. Abbiamo fatto andare via la nuvola, l'abbiamo cacciata. Adesso si vede tutto. Super panorama. L'ho cacciato. L'ha cacciato, è arrivato lui e la nuvola si è spaventata. Che bello là sopra. La colazione dei campioni. Pane con il cioccolato fresco appena tritato, appena fatto dal dottore. Abbiamo stanotte andato a raccogliere. Sì. Non vi dico come l'ho prodotto, però l'ho fatto solidificare all'esterno che c'è molto freddo. E quindi questo è il risultato. Sì. Ci mangeremo un bel biscottino con il cioccolato del dottore. Che bellezza, però. Che sembrano veramente buoni. Perché chissà la pasta com'è adesso, però. Quasi tutto pronto per lasciare il campo base. Stiamo sistemando le ultime cose. Pronti per scendere. Pecardella, diciamo, un po' meno on fire. Abbiamo smontato tutto. C'è un po' di sonno. Hai dormito più di tutti, beh. Però io t'ho sentito russare la notte. Ah, hai ragione. Hai ragione. Vero? Io, sicuro io. Tutto pronto, abbiamo pulito il nostro giaciglio di questa notte. Ripulito tutto. Ora cominciamo la camminata della discesa, anche perché ci aspettano altri 4,7 km per arrivare alla macchina. Per fortuna non c'è caldo, non piove. Va bene. Andiamo? Andiamo. Partenza? Via. Non ci siamo quasi da fare. La plasticità di un permanere selvatico. Il giretto panoramico del dottore che consiglia questo giro. Se vedete a Monte Sagano ci sono due alternative di percorso, una che la potete fare all'andata e l'altra al ritorno, e questa che stiamo facendo nel ritorno dovrebbe portarci a un punto panoramico. Pecardella, un voto a Monte Sagano, che ne pensi? 8,5. Comodo. Ma che scomoda, no? No, bello. Bello. Voto all'uscita. 10. 10. Tutto. Tutto. 15. Niente. Questa è stata una delle uscite più organizzate in assoluto di Sicilia Inaspettata. Incredibilmente, anche se decimati, ma incredibilmente è uscita fuori una cosa incredibile. E abbiamo il punto panoramico. Tutto il golfo si vede. Molto bello. Molto panoramico. Amici, siamo giunti a destinazione, anche questa nuova avventura. Ahimè. Finita. Soddisfatti. Io spero che il video vi sia piaciuto. Grazie mille per aver visto il video fino a qui. Iscrivetevi al canale, il pulsantino qua sotto. Tante cose belle. Insieme, 1, 2, 3. Ciao amici di Sicilia Aspettata!